Eccoci qua, bentrovati, ultima parte della nostra trasmissione, ma sarà scoppiettante. Cominciamo intanto con Valentina. Allora, io volevo rispondere ad Aurora sul fatto che ha detto che nel primo appuntamento ci sia il bacio, si vada oltre. Beh, questo è soggettivo perché comunque devo dire che anche se raramente però, cioè anche se di rado ormai, le ragazze con i valori ci sono ancora, con il rispetto, con diciamo un senso anche pudico, nel senso andiamoci piano, conosciamoci bene e quant'altro. Per chi va oltre, cioè devo dire che cioè, penso che sia lo sbaglio della donna, perché è normale che l'uomo ci tenti, perché è nella sua indole essere così. Però comunque deve essere la donna a dire no, aspetta, conosciamoci bene, perché comunque cioè, sì, deve essere la donna che deve mettere dei paletti, ecco, nel senso conosciamoci, andiamo piano, andiamo per gradazioni, poi se è una cosa che va a, insomma, un evolversi positivo, vedremo. Io ti do, diciamo, cioè vabbè, ok, sono dalla... Ti stavi incartando, quindi Sì. andiamo... Sempre rispondendo ad Aurora che ha detto che non c'è più la profondità, che non si vede più la profondità nel contatto fisico. No, sì, nel contatto umano. Sì. Mhm. In Che generale. comunque no, vedo una cosa che diciamo mi demoralizza, che anche molti miei compagni di classe, no? Si vedono, si scrivono con ragazze, vanno a appuntamenti con loro, ma per alcuni è per amore, ma per altri a volte l'obiettivo è non andare in bianco, per dirla in maniera elegante, no? Sei stato elegante. Sì. Cioè che comunque si è perso anche la definizione della parola amore, che per molti la fidanzata può essere appunto il vero amore oppure solo uno strumento. Vero. Chi c'era qua dietro ancora che aveva prenotato il microfono? Allora, secondo me si parla di vero amore quando con la ragazza che si è davanti, per cui si crede di provare un sentimento, un qualcosa di particolare, ci si riesce a confidare, proprio magari ci si riesce a farsi aiutare nei momenti di bisogno e riuscire veramente a trovare una soluzione insieme a lei, così deve essere anche il viceversa, lei deve aiutare noi nei momenti di bisogno, noi dobbiamo aiutare lei. E poi ovviamente verranno fuori le cose che se si provano o meno, solo questo. Bello però questo manifestare la debolezza e dire anche essere capaci, cioè tante volte si dice amare essere capaci di aiutare, ma anche di farsi aiutare, quindi di manifestare anche la propria parte debole in un certo senso. Sì, difatti io aggiungo solo questo, che bisogna aiutare, ci si deve aiutare a vicenda, però fino a quando si è davanti a social network, Ask, Facebook, non si può farlo realmente, perché io dico sì, bisogna aiutarsi con i social network e tutto, però in fin dei conti bisogna andare veramente di fronte alla persona e lì vedere cosa succede realmente. Andiamo col microfono qua sotto, poi passiamo alla parte... Buonasera. Secondo me la signora che parlava prima del contatto, non tanto il contatto fisico quanto più il contatto dell'ogni giorno, di vivere le cose, del viverle assieme, di mettersi in gioco, di relazionarsi e la voglia di relazionarsi il più possibile con la persona che hai davanti. Tutto qua. Facile o difficile? Bisogna volerlo. Bisogna Vero. volerlo col tempo delle cose, tra il lavoro, gli impegni, i sogni che siano nel cassetto, bisogna secondo me riuscire, deve venire da solo, se viene da solo è proprio amore. Se viene da solo è amore. Qua dietro, che c'è il microfono pronto. Oggi proprio che è San Valentino, volevo dire solo una cosa, che per me l'amore non è solo per dire San Valentino faccio vedere che la amo così. Per me bisogna amarlo ogni giorno la persona e dimostrare anche con un piccolissimo gesto. E poi questo, cioè, scusate. Tranquilla. In questi anni non si ama più una persona, cioè la vedi fisicamente, la ami come è fatta, non è più come l'anima. Potrebbe essere anche per esempio un po' grassotta, ma un'anima dolce in fondo. Potrebbe dare tutto l'amore possibile. Troppa importanza all'aspetto fisico, Sì, insomma, secondo sì. te. Chi c'era ancora che si era prenotato? Qua giù in fondo, facciamo arrivare il microfono e intanto sentiamo Xenia. Io ho notato che, ad esempio, per esperienza personale, le relazioni che ho iniziato tramite messaggio, cose del genere, alla fine non hanno dato molti risultati, perché cioè la quotidianità, quella che ti fa
innamorare, entrare in sintonia con la persona, sentire proprio la persona e vederla e Viverla proprio. sì, perché non hanno un'anima i social alla fine. Magari possono servire per quando si è lontani, però Possono aiutare, ma non devono risolvere sì. o tenere la relazione solamente in se stessi. Io volevo dire un'ultima cosa, che secondo me l'amore è un impegno, cioè l'amore non è un sentimento che deve cedere, e per me l'amore contiene anche, non so come dire, tristezza e tutto il resto, però devi comunque poter e saper gestirla, Sì. perché tante persone definiscono l'amore un sentimento che cede, però secondo me non è così. Secondo me se l'amore fosse un solido non starebbe neanche cioè se fosse un oggetto non starebbe neanche nel mondo, perché comunque è una cosa grandissima, e se si dovesse pagare o comprare l'amore, comunque secondo me nessuno avrebbe avuto i soldi per pagare questo sentimento qua. Ambra? E poi facciamo arrivare il microfono anche qua sotto. Dunque, No? una cosa velocissima. Secondo me, alla nostra età, è molto facile scambiare amore con passione, con una sorta di erotismo, insomma. Insomma, è facile alla nostra età, insomma, siamo tutti attorno ai 18-17. È molto facile appunto appassionarsi per l'aspetto esteriore di una persona, non avere neanche la pazienza di conoscerla e quindi tutto finisce al primo appuntamento, ai primi approcci. Quindi sì, penso che concordiate con me. Lei è la nostra sondaggista adesso, e l'abbiamo eletta. Volevo tornare al discorso di prima, quando voi ragazze dite L'abbiamo fatto scaldare adesso. Si è scaldato troppo. dicevate il ragazzo non si fa avanti, non ha volontà, roba varia. Se un ragazzo vi viene, ehi bella come stai? Guarda ti do... Posso chiederti il numero, usciamo? Sì, il numero, quelle robe lì. E ve lo dice con un atteggiamento tipo tamarro. Voi che gli fate? Lo mandiamo via. Lo mandiamo via perché c'è molesto, direi. All'incirca, no, perché ci sono atteggiamenti anche peggio di voi ragazze, tipo questa. O no? Prego. Dio, c'è anche la via di mezzo tra il buzzurro e il gentleman, voglio dire. Va bene, uè, ciao bella come stai? Bello zio, ti tiro uno schiaffo e te ne vai. Però alla fine, oppure il ragazzo che ti porta la rosa soltanto per chiedermi il numero di telefono, ma c'è anche il ragazzo che ti dice ciao, piacere, sono Tizio, Caio. Piacere. Conosciamo già. Chi c'è qua? Sì. Comunque io, cioè, dare un significato adesso, anche magari nella nostra età, all'amore per me è difficile, però vorrei anche sottolineare che l'amore è di diverse sfaccettature. Esiste l'amore tra genitori, cioè che io provo per i miei genitori, per mia sorella, mio fratello, amici o magari parenti, e non solo l'uomo e la donna. Quindi è ampio il significato dell'amore. Sicuramente l'amore per me è anche vedere i propri genitori dopo 26 anni di matrimonio magari che si fanno ancora le coccole sul divano e non si stancano mai di questi piccoli gesti. Quando tu dici io sto con il mio ragazzo per esempio da un anno, magari davanti a certa gente non ci viene da fare determinati gesti, o magari l'esempio prima a San Valentino, soprattutto in un tavolo che non ci si parla, cioè è abbastanza triste per me. Direi. E ritrovarmi dopo due persone, dopo anni e anni che stanno 24 ore su 24 davvero insieme e che magari hanno procreato 2 vite o magari anche più, quindi i figli, io, mia sorella o altri. Questo è il vero significato dell'amore, che quando magari torni sei sicuro di trovartelo accanto e sei pienamente sicuro che hai quelle debolezze, c'è ma questa vengono forte accettate, componente della ma sicurezza. vengono accettate perché tu vieni accettato anche per quello che sai fare peggio, quindi anche per il tuo lato Per i tuoi peggiore, limiti. ma viene trasformato in qualcosa di bello perché te lo viene accettato e ti viene accettato e magari anche
vieni anche considerato come qualcosa, cioè come un punto di forza, perché tu dici quello a me non va bene, però io ti sto accanto comunque perché c'è qualcos'altro che ci lega e ci manda avanti. Tanti pensano, ci viene proposto questo tema, ma ormai in 2 minuti sarebbe difficile svilupparlo, che sarà un po' quello che diceva Ambra prima. Tanti pensano che l'amore e il sesso siano la stessa cosa, ma voi cosa ne pensate? Direi che sarebbe ampio il discorso. E poi sì, l'amore è bello, però bisogna trovare la persona giusta per una bella storia d'amore. Sono d'accordo con Irene, sono il ragazzo di prima, bella la trasmissione. E poi devo leggere tutti i saluti perché ho cominciato, il saluto di prima era da Poli, altrimenti mi sgrida per non aver letto la firma del messaggio. Un buon San Valentino a tutti da noi della DJ MC Records. Sì, ho letto giusto? Sì. E poi l'amore cresce, parte l'innamoramento, annebbia la mente, cresce, diventa vivere il quotidiano e cresce nell'amore verso la famiglia quando arrivano, adesso qua ho sbagliato anche, quando arrivano i figli, credo. Sì, i figli, questo è il messaggio di Ale. Ancora, visto che siamo in chiusura, bella trasmissione, un saluto a tutti, in particolare alla bella Simona dal gruppo, non posso leggere il nome del gruppo perché continua una parolaccia, S.io. Chi è Simona? Ah, dice Simona, ok, perfetto, l'abbiamo capito. E poi grandissimi Giorgio, Cristiano e Flebus, complimenti per la puntata da Alessandro, chi sono? Così li inquadriamo. Volevo salutare Giorgio, Xenia, Irene e Stefano da Beatrice, questi sono ancora altri saluti. Beh, sono contenta che almeno ci hanno visto in tanti, quindi l'amore ci ha uniti, dai, ci ha uniti in questa puntata. Io non so, abbiamo per caso una canzoncina per chiudere o ci salutiamo senza... Sì? Perfetto, allora mentre ci prepariamo io vi ringrazio davvero per questa serata che abbiamo passato assieme. Ah sì, dobbiamo far arrivare il microfono, altrimenti perfetto. Avevate paura di dovervi scoprire, alla fine vi è andata bene, perché no, Chiediamo direi. un sospiro di sollievo. Nino Moro soddisfatto, un po' di più di prima, si sono un po' carnalizzati, verso diciamo. l'ultimo si stavano scaldando. Un problema secondo me è che nell'amore bisogna darsi tempo. Il telefonino serve per accorciare il tempo e serve per controllare. Nell'amore c'è bisogno di fiducia. Io so che i telefonini li usano spesso per controllarsi dove sei, cosa fai, illudendosi di sapere cosa sono e cosa fanno. No, l'amore ha bisogno di tempo, è utile il telefonino, ma non c'entra con l'amore. Ma non è tutto. Non è quello che è proprio essenziale per l'amore, meglio altre cose, insomma. Avevate un telegramma conclusivo, professor Babbo? Ho molto apprezzato, ecco, che nella seconda parte abbiamo parlato di un ti amo più profondo. Prima era l'acchiappo, ti ho preso all'amo, e non era un ti amo ben diverso, ecco. Quindi bene, anzi bene che noi siamo stati zitti, siamo stati qua a imparare qualcosa e a rinfrescare qualcosa. Martini? Mi ha colpito quando Aurora ha parlato di responsabilità, perché effettivamente ci siamo concentrati molto sul corteggiamento, no? Sui primi approcci. Poi subentra anche il senso di responsabilità che ciascuno deve avere nei confronti della persona amata, no? E non è soltanto quanto mi piace quella persona, quindi quanto posso trarne, ma ora mi devo mettere in gioco anch'io. Professor Cioli, che era partito alto con Dante Alighieri, che risposte ha avuto da questa serata? Torno un po' nel basso e dico, però secondo me, certo la virtualità dei messaggi, però quanti di voi tengono lì nel cellulare il messaggio che è più piaciuto, perché lo vogliono avere lì e che non sparisca come tutte le altre cose di Facebook. Se si rompe il telefono. E quindi, in fondo, noi corriamo dietro... Sì, certo, no? Perché l'amore è una lotta contro il tempo, no? Noi abbiamo fretta, abbiamo tanta fretta e il telefonino ci aiuta, i social network ci aiutano, però poi noi dobbiamo renderci conto che dovremmo usare, anzi noi con l'amore diciamo quella parola che di solito è per sempre, anche, cioè ci illudiamo di dire è per sempre, perché l'amore è per sempre. Dottoressa Cossettini. Una cosa che mi viene in mente da aggiungere è che
oltre all'abilità, no, del controllo a cui insomma siamo molto abituati con questa strumentazione, che quindi sta sulla testa, di ricordarsi appunto che l'amore è anche utilizzare il cervello che abbiamo nella pancia, quello delle farfalle, e di quindi ascoltare quello che ci guida poi verso la famosa persona giusta, insomma, che speriamo troviate tutti quanti. Grazie a Erika Cossettini, grazie al professor Moro, professor Babbo, professor Martina, professor Cioli. Chiudo con oggi 400 sms al giorno, non vi ricordate neanche quello che avete scritto, ieri dalla cabina telefonica te lo ricordavi. Poi saluti a Gogo, salutami Sheila e Rebecca. Ok, scusami, perdonami. Auguri di buon San Valentino a Colella e Alice Durì. Ok? Dove sono? Auguri? Bene. Ok, basta con questa posta del cuore che fa molto cioè, ma quello era ai miei tempi, voi non ce l'avete. Grazie, ci vediamo tra 7 giorni, sempre Effetto Friuli Giovani, e adesso siamo pronti con le ragazze. Allora, questa canzone è intitolata I've been missing you, però questa canzone la vorremmo cantare per chi ha le relazioni a distanza, che non si sono visti oggi. Allora. Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I've been missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bound to break. I've been missing you. Yeah, yeah. Every move I make, every single day, every time I pray, I've been missing you. Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I've been missing you.